Macchina in movimento per la seconda. 1 Azdora, Ale Gocciadoro, 2 Alissa Trio, Marco Stefani, 3 Admaior Agar, Antonio Di Nardo, 4 Avril Vintun Cam, Roberto Andreghetti, 5 Alba dei Greppi, Loris Farolfi. Le 5 concorrenti che vanno a sistemarsi dietro le ali della macchina che prende graduale velocità. 150 metri e si va. L'errore di Azdora, stacco della macchina con Admaior Agar in vantaggio senza strappo e senza spesa nei confronti di Alba dei Greppi. In terza posizione Alissa Trio, alla retroguardia Avril Vintun Cam, lontana Azdora. Non è successo niente a parte la cosa più importante, ovvero il galoppo della favorita che rientra a spesa zero perché c'è 16 per lo strappo, se così vogliamo chiamarlo, per l'assestamento delle posizioni. Admaior Agar in vantaggio nei confronti di Alba dei Greppi, Alissa Trio, Avril Vintun Cam e Azdora che ha perlomeno ripreso contatto. 32,3 i 400 metri iniziali sul piede dell'1,21 in pratica. Continua a comandare Admaior Agar quando si va al completamento dei 600 passati in 49, tanto che dal fondo del gruppo si scopre Azdora all'esterno e anche in questo caso spesa praticamente zero, perviene a lato del battistrada e dà la punta di velocità davanti alle tribune. 15,2 questo paletto, il giro di corsa è un 1,4,5, il che da interpretare ovviamente visto quello che è successo nella prima parte di gara. Ora si dà fuoco ai rubinetti con Azdora che ritrae alle spalle del battistrada al completamento dei 1000 iniziali in 1,18. Admaior Agar in vantaggio nei confronti di Azdora, poi Alba dei Greppi più indietro, Alissa Trio, la mossa da parte di Alba dei Greppi che copre interamente Azdora a 400 metri dalla conclusione. 14,6 l'ultimo paletto della dritta in là, in vantaggio Admaior Agar nei confronti di Azdora. Alla corda si unisce alla lotta anche Avril Vintun Cam in terza corsia, accelera Admaior Agar all'ingresso alla dritta arrivo, Azdora che prova a buttarsi in open stretch a 150 alla conclusione. Admaior Agar che è in vantaggio nei confronti di Azdora, Admaior Agar che tiene in rispetto il tentativo estremo di Azdora e viene a vincere sull'avversaria. Al terzo termina Avril Vintun Cam. 2-1 appena abbondante il totale, ovviamente tutto molto tattico perché c'è 56,7 per il giro terminale che è quello che conta. Il successo del controfavorita Admaior Agar, Antonio Di Nardo al raddoppio, così come Gennaro Casillo nelle vesti di allenatore. I colori sono quelli del professionista napoletano Antonio Di Nardo, che è anche il proprietario della vincitrice, che torna alla vittoria dopo qualche tempo. L'immagine addirittura arrivo, la quale Azdora cerca di rifare match dopo l'impasse iniziale che è costato non meno di una trentina di metri. Lato pratico però il successo, mai in discussione la linea che torna a Via Liberty.